Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. L'emergenza energetica rischia di far pagare un conto molto salato alle famiglie e alle imprese del Friuli Venezia Giulia. La CGIA di Mestre stima un rincaro complessivo di 210 milioni di euro in più rispetto al 2021. Ammontano 82,6 miliardi di euro i rincari di luce e gas che le famiglie e le imprese subiranno quest'anno rispetto al 2021 e questa è la stima elaborata dall'ufficio studi della CGIA di Mestre, una cifra spaventosa che dà l'idea di quale sforzo economico gli italiani saranno chiamati a sostenere per fronteggiare la crisi energetica esplosa nel 2022, un incremento che è destinato a diminuire grazie agli effetti del tanto atteso decreto aiuti ter che il governo Draghi approverà la settimana prossima. Il decreto porterà in dote infatti circa 13 miliardi, ma ciò potrebbe non bastare per dar sollievo ai conti degli italiani. Rischiamo che l'Unione Europea raggiunga l'accordo sul tetto al prezzo quando il gas non ci sarà più. Di conseguenza dobbiamo ricorrere subito allo scostamento di bilancio e ristorare famiglie e imprese con altri 15-20 miliardi di euro. È inimmaginabile che con una spesa pubblica annua di 1.000 miliardi non possiamo recuperarne qualche decina per salvare famiglie e imprese. Il conto è salato anche per i friulani. Al netto degli aiuti già erogati quest'anno, famiglie e imprese del Friuli Venezia Giulia pagheranno complessivamente 210 milioni di euro rispetto al 2021. Si stima che siano quasi 80.000 le famiglie in Friuli Venezia Giulia che vivono in povertà energetica e rischiano di pagare le prossime bollette solo rateizzando. La politica, un bagno di folla ha colto a Friuli Doc la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha puntato nel suo intervento sulla produttività delle imprese del nord-est. Sul tema dei conti pubblici ho sempre detto la stessa cosa, e cioè che il punto non è i soldi in deficit, è che cosa fai con i soldi in deficit, perché se con i soldi in deficit ci compri i banchi a rotelle sei un matto, se con i soldi in deficit ci fai gli investimenti è un'altra cosa, ma questo lo dicevo a Conte 3 anni fa. Quindi guardi, io ho un pregio, di solito è difficile che cambio idea, quindi non so perché venga letta differentemente la posizione di Fratelli d'Italia, ma quella è la posizione. Sull'Ucraina avevo la stessa posizione 6 mesi fa, sulla materia di politica estera avevo la stessa posizione, sull'immigrazione ho le stesse posizioni, sui temi sensibili ho la stessa posizione, sull'economia ho la stessa posizione. Sono gli altri che dicono ma forse è una persona normale, perché adesso purtroppo non possono più mentire e basta, e non possono più nasconderti e parlare al posto tuo. Parlo da sola e la gente capisce quello che dico. Io l'unico appello che mi sento di fare è che noi siamo in un momento molto complesso, ma questa nazione si può rialzare. Questa non è una nazione persa, è una nazione che ha disperato bisogno del suo sistema produttivo. Usciamo da una legislatura nella quale ci hanno detto che la povertà si abbatteva per decreto, la crescita si faceva con decreto, il lavoro si garantiva per decreto. Non è così. Il lavoro lo garantiscono le aziende con i loro lavoratori, la crescita la garantiscono le aziende con i loro lavoratori. Quello che deve fare lo Stato è non rompere le scatole. Presente a Friuli Doc anche il Ministro dell'Agricoltura, uno dei massimi rappresentanti del Movimento 5 Stelle, Stefano Patuanelli, che a margine di Oscar Green ha parlato di salario minimo e lotta alle povertà. L'innovazione è lo strumento con cui fare protezione ovviamente delle attività produttive, con cui cercare di impostare le proprie attività affrontando il rischio che l'attività aziendale ha, che è un rischio alto soprattutto in agricoltura, che dipende da fenomeni esterni. Non basta in questo momento però l'innovazione, serve anche un sostegno economico immediato a un settore produttivo che fa della marginalità la sua difficoltà maggiore sempre. Oggi non può sopportare il peso di una bolletta così alta. Il pacchetto Transizione 4.0 ha innovato l'impresa, ci dicono sempre che siamo contro l'impresa e gli imprenditori, ma abbiamo messo invece a disposizione dell'impresa in questi anni così difficili molti strumenti, anche l'accesso al credito, 250 miliardi di euro di liquidità arrivate nelle aziende grazie ai provvedimenti che abbiamo fatto nel governo Conte 2, e dopodiché un'attenzione forte a chi scivola nella povertà. La povertà non è una colpa, la colpa è dello Stato se non sta vicino a chi è arrivato a un livello di reddito che non gli consente di arrivare a fine mese, e purtroppo ci sono ancora lavoratori che sono poveri. Il salario minimo legale è la prima cosa da fare per garantire a tutti i lavoratori di non guadagnare 2-3 euro lordi l'ora, ma almeno 9 euro lordi l'ora, che è la soglia minima della dignità del lavoro. Ritorniamo a parlare di Friuli Doc dopo il successo dell'inaugurazione e poi il riscontro degli appuntamenti che hanno fatto registrare il tutto esaurito. È partita la terza giornata, allora vediamo come sta andando in diretta con il nostro Daniele Paroni che sta seguendo la manifestazione. A te.
Luccica l'angelo, buongiorno Alexis e buongiorno ai telespettatori e alle telespettatrici. Vedete che l'angelo, dicevo, luccica e sembra che con la manina dica che Friuli Doc è qui. Sono con De Bellis, il presidente della Proloco di Buia. Qui veramente è difficile trovare, almeno su questo versante, un posto libero. Siamo ora di pranzo. Presidente, volevo veramente dedicare 30 secondi di questo collegamento a questo omaggio doveroso da parte vostra. Sì, è un omaggio doveroso a Ciro perché nella sua, quindi tanti anni che abbiamo collaborato insieme ci ha portato grossa allegria, tantissima gioia, felicità, oltre alla sua professionalità nella polenta. È un faro che comunque è un dolore per tutti, noi delle Proloco in generale, ma diciamo che per Buia aveva sempre un occhio di riguardo, lui diceva che eravamo la sua seconda famiglia, per cui ci è sembrato doveroso ricordarlo. Approfitto anche per ricordare un'altra persona della Pro Buia scomparsa recentemente, poco prima di Ciro, che è il nostro Checo, Francesco Aita, che tanti anni ha collaborato con noi, anche lui aveva sempre un sorriso e la collaborazione pronta. Grazie al presidente della Proloco di Buia. Vedete che il toro è in piena cottura, qui si va verso la serata probabilmente più importante, dove sono attese veramente decine di migliaia di persone su tutto il territorio dove Friuli Doc domina la scena. Domani sarà la giornata conclusiva. Nei giorni precedenti, giovedì e venerdì, nonostante la pioggia, i numeri danno ragione agli organizzatori. Oggi il sole splende e come, e quindi sarà una grande edizione di Friuli Doc senza restrizioni dopo quelle degli anni passati causa pandemia e quindi con molte limitazioni a organizzatori e visitatori. Dal Castello di Udine, col supporto tecnico del nostro Simone, è veramente tutto. Grazie Caramaschi, alla prossima. Grazie a Daniele Paroni, ed è un Friuli Doc anche all'insegna del divertimento, grazie al contributo di Arlef e a Fricoman, l'esclusiva versione in marilenghe di Pac-Man che è stata presentata nell'ambito della rassegna enogastronomica. Questo gioco è un pretesto per poter rivivere un videogioco d'epoca attualizzandolo in lingua friulana, anche perché è stato fatto un lavoro di filologia nell'andare a modificare sia la circuiteria dietro, che sono vecchi circuiti dell'epoca, che anche tutta la parte di codice, che è il codice originale degli anni 80 disassemblato per l'occasione. C'è frac e tac, quando tu inizi il gioco, premi il pulsante e il gioco inizia. Frico One e Svelte, tu has diesi più veloce dei Fantasmins. Fantasmini che si chiamano giustamente Vidiuzedon, Bepi Kudumar, Catine Petece e Menigneur. Il sito è Gitti ed è un sito adatto ai bambini, tra l'altro insomma è una connessione sicura che può essere affidata anche in autonomia a qualsiasi bambino. All'interno di Gitti si possono trovare diversi cartoni animati, ma anche filmati insomma, che possono essere adatti appunto alla prima infanzia. E Fricoman è un aspetto diciamo, che può complementare questi contenuti e soprattutto può avere la capacità di promuovere la lingua friulana in queste nuove generazioni. Siamo alla cronaca, maxi sequestro di rifiuti pericolosi questa mattina a Pordenone in via Nuova di Corva. Numerosi sacchi abbandonati da una ditta edile sono stati etichettati e catalogati dagli agenti della polizia locale. Si tratta di rifiuti riconducibili a lavori di riqualificazione edilizia. Ora scatterà la denuncia, i responsabili rischiano fino a 26.000 euro di multa. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, il personale della ditta Gea e gli assessori comunali Loperfido e Cairoli. I vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti poco prima delle 8 per l'incendio di un'auto lungo l'A28 a Sesto Arregano, in una piazzola di sosta, chilometro 4 in direzione di Portogruaro. I pompieri hanno rapidamente spento e messo sotto controllo il rogo, rimasto circoscritto, e hanno limitato i disagi alla circolazione per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. E siamo ai dati della pandemia con 400
435 nuovi casi riscontrati nelle ultime 24 ore su 3.710 tamponi effettuati, 2 le persone ricoverate in terapia intensiva e 115 negli altri reparti. Non si sono registrati decessi. Ed ora andiamo a Latisana, dove sono iniziati gli sfalci degli argini del fiume Tagliamento. A renderlo noto il consigliere regionale Maddalena Spagnolo, soddisfatta dopo una serie di incontri del risultato ottenuto. Finalmente siamo riusciti ad ottenere lo sfalcio degli argini e della parte che dall'argine va verso il tagliamento. Non è stata una cosa facile perché purtroppo le competenze per quanto riguarda la manutenzione del fiume, che si trova a cavallo fra le 2 regioni, rimane ancora statale, nonostante ci siano dei provvedimenti di legge che stabiliscono il trasferimento di competenze alla regione, però devono essere attuate e questo incarico è stato dato alla commissione paritetica affinché venga appunto velocizzato tutto questo procedimento, presentato anche un ordine del giorno in regione per stimolare appunto che finalmente si arrivi al passaggio di competenze che adesso è di competenza statale appunto del provveditorato delle opere pubbliche con i suoi uffici periferici del Genio Civile, che hanno provveduto appunto recentemente allo sfalcio, che sembra una cosa normale, in realtà non lo è costato tanta fatica, tanto impegno, ma finalmente possiamo dire che abbiamo provveduto quantomeno in parte alla manutenzione del fiume, esigenza fondamentale sia per mantenere debitamente questo territorio, sia per garantire la sicurezza. Una notizia giunta poco fa in redazione: 22 conducenti con alto tasso alcolemico su 430, questo è il risultato dei controlli straordinari effettuati da polizia e carabinieri ieri notte nell'Interland di Udine. Le persone trovate alla guida in uscita dal capoluogo friulano, che proprio questo fine settimana ospita Friuli Doc. Nello specifico 6 persone avevano un tasso alcolemico fra 0,51 e 0,8, 12 tra lo 0,81 e 1,5 gradi di alcol per litro di sangue. 4 violazioni sono state comminate per un tasso superiore all'1,5. È positivo anche un neopatentato che ha causato un incidente in Viale Trieste, danneggiando 3 autovetture in sosta. Di non minore importanza e gravità le altre 2 violazioni amministrative accertate durante il servizio, di cui una per la guida senza patente perché mai conseguita e l'altra per la mancata revisione di un veicolo. Ed ora andiamo a Tricesimo. Ritorna domani la mostra regionale ornitologica per uccelli da voliera e richiamo. L'iniziativa, che ha raggiunto 100 anni di storia, avrà luogo per l'intera giornata con le prime mostre a partire dalle 5 del mattino. Una settantina gli espositori alla rassegna, che appunto festeggia un secolo di attività. All'interno dell'iniziativa ci saranno anche una serie di attività collaterali come la gara di canto con e senza chioccolo e l'esibizione di cani addestrati, tavolate e intrattenimento nelle piazze per rivitalizzare il commercio del territorio. Siamo in chiusura, ma l'informazione ritornerà in diretta alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.